La Vogalonga nella mia testa è sempre quella, una manifestazione per cercare di portare, all'inizio erano per portare i veneziani, adesso sta arrivando quasi tutto il mondo a Venezia per aiutarci a proteggere quello che sono le lagune, i canali, le rive di Venezia dal moto ondoso e dall'inquinamento. E spero che questo continui ancora per molti anni. Quest'anno abbiamo affiancato la regata interistituti e il progetto Voga alla scuola. Volontà della Vogalonga è quella di avvicinare sempre di più i giovani al mondo della Voga alla Veneta e penso che iniziando dalle scuole elementari e dalle scuole medie sia il modo corretto, quindi affiancare le scuole, le iniziative scolastiche e delle remiere per far capire ai ragazzi che si può non andare solo in barchino ma si può vivere la laguna anche in una barca a remi e senza fare una regata, quindi gioire della voga, gioire della laguna vogando. Almeno nel giorno della Vogalonga, visto che è un giorno di devozione all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, alle tradizioni, creare quella sorta di rispetto per una giornata almeno e dimostrare che comunque l'accessibilità esiste ancora.